L'addio ad un uomo di pace e di dialogo per la sua capacità di andare al di là delle barriere unendo sponde apparentemente divise. Così il rabbino capo della comunità ebraica veneziana, oggi in Campo del Ghetto, ha portato l'ultimo e commosso saluto della città ad Amos Luzzatto, primario ad Olo, intellettuale, uno dei maggiori esponenti dell'ebraismo del XX secolo, uomo che si era speso con coraggio anche nel dialogo israelo-palestinese, scomparso ieri all'età di 92 anni. Lui è stato l'uomo che ha costruito tanti ponti e che ha avuto l'onore e la fortuna di stare accanto, ha ricepito questo suo grande messaggio, che nessuno di noi può essere da solo, che nessuno di noi è autosufficiente, che nessuno di noi è meglio di un altro. Amos Luzzatto è stato un uomo unico, straordinario nel suo genere, per la sua grande cultura, la sua grande sensibilità, il suo essere così comunicativo e soprattutto il sapere parlare con tutti, dal più importante al più umile, ed è una persona che ha cercato sempre di mettere insieme le persone. E non a caso ha vissuto la maggior parte di questa sua vita qui a Venezia, che è una città di ponti che uniscono tanti isolotti e tante zone di chiusura e di ghetto, e quindi Amos è stato un pontiere nella cultura ebraica, nella cultura italiana tutta. Un uomo dalle convinzioni politiche precise, dal socialismo al PC, ha ricordato il presidente della comunità ebraica di Venezia, Paolo Gnignati, che ne ha sottolineato l'impegno e il prestigio di leader che sapeva portare la nobiltà, non considerandola un privilegio ma una responsabilità. Oggi l'abbraccio e l'addio a Venezia, città che lo aveva accolto, dove viveva a Cannaregio con moglie e figli, città che lascia, sarà sepolto al cimitero ebraico di Padova.